Euroregione News. Fortino di Beano, Codroipo, destinazione turistica. Il Forte di Beano a Codroipo è stato inaugurato con l'apertura e la presentazione al pubblico e alle autorità, con il consigliere regionale Franco Mattiussi, il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti e il capogruppo al Senato Luca Ciriani. Siamo davanti a un magnifico recupero fatto dai volontari, degli alpini e dall'amministrazione comunale di Codroipo, che dà la cifra di quello che era stato fatto dalle nostre difese nella prima guerra mondiale. Per fortuna o purtroppo questo fortino, mi dicono, non è mai stato utilizzato, però in questo momento dà una grande opportunità di offerta o implementazione del nostro prodotto turistico. Abbiamo appena trascorso il centenario dell'anniversario della fine della prima guerra mondiale, e avere anche una cosa come questa, un edificio come questo da visitare, è una grandissima opportunità per coloro che arrivano sul nostro territorio. Siamo di fronte all'aerobase, una delle eccellenze della nostra Italia, non soltanto della nostra regione, e quindi questo completerebbe o completa quella che può essere una giornata che si può trascorrere a Codroipo, magari anche visitando la Villa Manin, no? Quindi mettendo anche cultura, territorio. Qua siamo nel mezzo delle vigne dell'azienda Pittaro con il suo museo del vino. Qua abbiamo tutte le eccellenze che è il Medio Friuli, siamo nel parco delle risorgive e quindi abbiamo tutte le eccellenze che il nostro territorio del Medio Friuli può offrire. Una grande opportunità turistica, e invitiamo i turisti a venire da noi. 20 aprile, giornata che mi riempie d'orgoglio, perché oggi si riconsegna ufficialmente il Forte di Beano all'amministrazione comunale, che l'aveva dato in convenzione per un'opera immane al gruppo alpini di Codroipo, coadiuvato da una serie di gruppi alpini del Medio Friuli, per una pulizia e un maquillage completo che l'ha ridato a nuova luce. I lavori sono stati fatti sotto l'egida e il coordinamento dell'amministrazione comunale, della protezione civile della città di Codroipo, ma anche del comitato per il centenario della Grande Guerra, presieduto da un mio predecessore, il professor Pierino Donada. Quindi un lavoro che ha visto coinvolta veramente tutta la città di Codroipo in un'opera che oggi viene riconsegnata non solo a Codroipo ma all'intera comunità regionale. Questo forte che vedete alle mie spalle è stato un motivo di orgoglio anche per la difesa dell'identità nazionale, perché abbiamo ricordato nei nostri interventi quanti hanno dato la loro vita nel primo conflitto mondiale, ma anche nei successivi conflitti, per permetterci oggi di vivere in un'Italia più libera, sicuramente più giusta. Mi aggiungo anch'io ai ringraziamenti e alle congratulazioni che tutte le autorità hanno fatto all'amministrazione comunale di Codroipo per quest'opera che oggi è stata riconsegnata alla comunità di Codroipo regionale, ma vorrei dire all'intera comunità nazionale, perché questo è un forte che rappresenta l'identità e la storia di questa patria. Se oggi torna a sventolare il tricolore è perché qui dentro, in forti come questo, molte persone hanno sofferto, hanno sacrificato se stessi e anche la loro vita, e noi dobbiamo oggi qui a Beano, qui a Codroipo, esercitare un dovere molto forte, che è il dovere del ricordo, della memoria e della gratitudine per queste persone. Per loro noi eravamo dei perfetti sconosciuti, eppure hanno sacrificato tutto quello che avevano, persino il bene della vita. Nulla accade per caso, è stato quel sacrificio che ci ha resi italiani, ci ha resi liberi, ci consente oggi di stare qui in piena libertà, in pace, a parlare, a discutere e anche, se serve, anche a discutere animatamente tra parti diverse. Un ringraziamento davvero di cuore, del profondo del cuore, agli alpini, straordinari. Ormai non ci sono più aggettivi per descrivere quello che hanno fatto gli alpini insieme alla protezione civile qui a Beano. Quello che avevano trovato era praticamente una giungla, un bosco, e hanno trasformato questo bosco, questa giungla di reticolati, di piante, nel forte che vediamo alle nostre spalle. 6 anni di lavoro, 6.000 ore di lavoro, chi poteva farlo? Era un miracolo, l'hanno fatto gli alpini, perché gli alpini ci hanno abituato alle cose straordinarie e anche ai miracoli. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.